Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Nessun accordo sui fondi che dovrebbe investire la Sicilia come compartecipazione per la costruzione del ponte. Per Schifani si rischia il conflitto tra istituzioni. Chiude il traffico veicolare in piazza Stesicoro fino a Natale, nuovo piano viario nel centro storico di Catania per evitare ingorghi e per garantire la sicurezza dei pedoni in via Etnea. Palermo, il sindaco La Galla continua a chiedere l'invio dell'esercito per innalzare il livello di sicurezza in città dopo l'escalation di episodi di violenza. A Catania arrestati 2 ultra, sarebbero i responsabili degli scontri avvenuti prima del match fra Rossazzurri e il Pescara fuori dallo stadio Massimino. Un canto per i bambini ucraini a Catania, iniziativa di solidarietà all'insegna della pace che ha coinvolto gli alunni di 2 istituti comprensivi etnei. Calcio, il Catania risorge in Coppa Italia davanti a Pelligra, in tribuna al Massimino. I rossazzurri mettono da parte le amarezze del derby, vincono col Pescara e accedono alle semifinali della competizione. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale con le polemiche per l'intervento del governo in merito alla costruzione del ponte sullo Stretto. Se per il ministro Salvini è normale che Calabria e Sicilia mettano un affiche sul ponte, la sua frase arriva dopo le polemiche di ieri tra Regione Siciliana e governo sui fondi di sviluppo e coesione, c'è la risposta del presidente della Regione Renato Schifani che non si ripeta, dice, perché si aprirebbe un conflitto istituzionale. Francesco Triolo. Un piccolo contributo richiesto a Sicilia e Calabria mi sembra banale, che ci mettano una piccola affiche è normale. Era prevedibile che questa frase pronunciata dal vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini alla presentazione di un libro sul ponte fosse destinata a scatenare reazioni e così è stato. Perché se Salvini ha affermato che quello sullo Stretto è il ponte degli italiani che non solo unisce Villa San Giovanni con Messia ma è un corridoio che unisce l'Europa ed è un ponte che la stessa Europa ci chiede da decenni, la risposta del presidente della regione Renato Schifani non si è fatta attendere ed è avvenuta durante un intervento a Sky TG24. Schifani ha ricordato come il governo siciliano abbia sempre condiviso la strategicità dell'opera essenziale per lo sviluppo del Mezzogiorno e di tutta Italia e abbia deliberato di essere pronta a collaborare con 1 miliardo di euro di risorse dei fondi di sviluppo e coesione. Ma Schifani ha voluto precisare un aspetto non di poco conto. Fondi, ha detto il presidente, che adesso sono stati prelevati da autorità dal governo nazionale per un importo addirittura maggiore di 300 milioni. Il tema è delicato perché costituisce un precedente, occorre sempre una concertazione tra i vari livelli dello Stato, come prevede la Costituzione. Quindi mi auguro che questo fatto non si ripeta perché si aprirebbe un conflitto istituzionale che nessuno vuole. Queste le parole di Schifani. Intanto, sui territori, la decisione del governo di tagliare i fondi di sviluppo e coesione ha creato qualche timore. Ad esprimerli sono i sindaci di Messina e Villa San Giovanni. Certo, quello che sto sentendo non mi fa stare sereno da un punto di vista politico perché le risorse della regione sono risorse che poi servono a tutte le province diciamo della regione stessa. Noi lo avevamo detto però quando uscì la notizia 2 mesi fa, noi avevamo detto prendono fondi che sono destinati alle nostre strade, alle nostre scuole, ai nostri ospedali per realizzare quelle insomma che prospettano come grande opera. Restiamo in qualche modo nella pagina politica perché dopo una settimana di sedute la Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana ha approvato a maggioranza la manovra finanziaria. Hanno votato contro il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e Sud chiama Nord. Sono stati ritirati tutti gli emendamenti, anche quelli aggiuntivi, erano circa 5.000. Il testo esce dalla Commissione con una trentina di articoli, 10 in meno rispetto al documento base per via di uno stralcio. Probabile che le norme stralciate verranno inserite in un collegato che potrebbe arrivare in aula poi a gennaio. La manovra finanziaria così potrebbe essere incardinata già domani sera o al massimo sabato per fissare a lunedì il termine per gli emendamenti. In questo modo la discussione in aula dovrebbe partire già mercoledì prossimo.
A Catania da domani a domenica e dal 22 al 24 dicembre, quindi il vigilia di Natale, piazza Stesicoro sarà chiusa al traffico veicolare. La decisione è stata presa dall'amministrazione comunale per limitare le auto di fronte al notevole afflusso di persone nel centro storico in questo periodo di festa. Il sindaco Trentino dice sotto il Natale è l'unico modo per evitare gli ingorghi. Il servizio di Emanuela Corsi. Permettiamoci il lusso di fare a meno dell'auto. È l'invito dell'amministrazione comunale di Catania per ridurre il traffico in centro che nel periodo natalizio diventa insostenibile, soprattutto nei fine settimana. Ricorderete le immagini del sindaco trentino che nei giorni scorsi si era improvvisato vigile urbano per dirigere l'intenso traffico veicolare e pedonale dei quattro canti, dove le auto cercavano di passare mentre un fiume di persone attraversava l'incrocio, creando rischi per i pedoni e pesanti rallentamenti. Da qui la decisione di chiudere al traffico veicolare piazza Stesicoro dalle ore 17 alle ore 23 da domani fino a domenica e nei giorni 22, 23 e 24 dicembre. Questo ci ha indotto ad agire, ad assumere delle iniziative per evitare gli ingorghi che inevitabilmente si formeranno agli incroci, perché questa marea umana chiaramente condizionerà i flussi veicolari. Una scelta che molti cittadini approvano. Posiamo a pieno titolo che questo centro deve essere regolato e chiuso. Direi che è una scelta giusta. Qualcuno è d'accordo, ma chiede una viabilità alternativa. Dove parcheggiano le persone che vengono dalle colline? L'invito del sindaco e dell'amministrazione non è solo a lasciare l'auto in garage, ma anche quello di utilizzare di più i mezzi pubblici. Per l'occasione la metropolitana rimarrà aperta fino a mezzanotte, mentre per Capodanno sarà attiva fino alle 2:30 del mattino. Per gli irriducibili delle auto, la MTS garantirà anche la sera l'utilizzo del parcheggio cosiddetto del Pino in via Ventimiglia e quello di via Sturzo al prezzo di €1. La via Plebiscito potrà essere utilizzata come circonvallazione interna, ma si consiglia di sfruttare anche i parcheggi scambiatori di Nesima, Milo e dei due obelischi. Un giovane motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto a San Pietro Clarenza nel Catanese. La vittima è un 19enne che era alla guida di uno scooter SH Honda 125 che per cause in corso di accertamento si è scontrato contro una Citroen C3 guidata da un 85enne. C'è anche Trapani, cambiamo argomento, fra i siti individuati dal governo per il deposito di scori nucleari. Ma il sindaco Tranchida promette battaglia. Il servizio di Laura Spanò. Sono 51 le aree inserite nella proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee che individua le zone dove realizzare in Italia il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e il parco tecnologico. Per quanto riguarda la Sicilia in particolare compaiono nel documento solo 2 aree, entrambe nel versante occidentale, a Calatafimi Segeste e a Fulgatore, frazione di Trapani. Forte dissenso sulla possibilità di ospitare un sito per i rifiuti nucleari viene espresso dal sindaco di Calatafimi, Francesco Gruppuso. Calatafimi Segesta continua a rimanere tra i siti idonei di quello che è la Carta Nazionale delle Aree Idonee per la realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del parco tecnologico. Questo per noi non è possibile, ci opporremo ancora una volta, lo abbiamo già fatto nel 2021, lo continueremo a fare. Ferma contrarietà anche da parte del primo cittadino di Trapani, Giacomo Tranchida. Né Trapani né alcun comune della provincia di Trapani, lo abbiamo già posto all'evidenza delle autorità governative regionali e nazionali da tempo. Oggi lo ribadiamo, non siamo interessati a alcuna candidatura e avviso naviganti. Ci opporremo a qualsiasi eventuale iniziativa che secondo me, speriamo, non abbia mai a verificarsi, autoritaria o autoritativa da parte di soggetti terzi. Entrambi i sindaci annunciano una strenua battaglia per sventare questo attacco al territorio, consapevoli, dicono, di rappresentare gli interessi dei loro cittadini e di tutta la provincia di Trapani. Nelle 51 aree idonee in Italia e quindi nelle 2 aree di Calatafimi e Fulgatore saranno stoccati 78.000 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e media intensità e parcheggiati temporaneamente 17.000 ad alta intensità provenienti dalle 4 ex centrali e da altri impianti della filiera dell'atomo. L'obiettivo è quello di permettere lo stoccaggio in via definitiva dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività.
Sono una ventina le impronte digitali trovate nel covo di Vicolo San Vito a Campobello di Mazara, in cui il boss Matteo Messina Denaro ha trascorso gli ultimi anni di latitanza. I carabinieri hanno isolato le tracce di 20 persone, alcune avrebbero frequentato il covo mentre altre avrebbero lasciato le impronte su alcuni oggetti. Una di queste è Martina Gentile, la figlia della maestra Laura Bonafede, amante storica del boss, le cui tracce sono state trovate su uno dei DVD presenti nel nascondiglio. La Gentile è ai domiciliari dalla scorsa settimana con l'accusa di favoreggiamento e procurata in osservanza della pena. Oltre a smistare la corrispondenza del padrino, l'avrebbe incontrato in latitanza. Gli investigatori coordinati dalla Procura di Palermo stanno cercando di capire se la ragazza, madre di una bambina di 3 anni, abbia per conto del boss svolto missioni a Palermo. Problema di sicurezza nella città di Palermo. Il sindaco del capoluogo, Roberto Lagalla, ribadisce che l'esercito potrebbe essere un deterrente per fronteggiare la malamovida. Marco Gulla. I colpi di pistola sparati in aria durante una rissa in via La Lumia hanno nuovamente acceso i riflettori su quella che è un'emergenza, la sicurezza nella città di Palermo. Residenti e commercianti insorgono e chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Il sindaco Roberto Lagalla già nei giorni scorsi aveva affrontato il tema e in un incontro con gli albergatori aveva fatto intendere che in determinate zone di Palermo occorre la presenza forte dell'esercito. La copertura di un territorio articolato, esteso, è difficile e conseguentemente è ovvio che tutti dobbiamo collaborare in questa direzione. È ovvio che le forze in campo potrebbero e dovrebbero essere integrate. In questo evidentemente l'apporto dell'esercito, che per ora è stato disposto solo per l'area della stazione ferroviaria, potrebbe essere, come è stato nel passato, uno strumento di deterrenza importante. Il primo cittadino palermitano lo ha anche chiesto al governo nazionale, che però ha risposto sostenendo che Palermo non è la città italiana che ha più bisogno di questo provvedimento, perché nelle medie nazionali la microdelinquenza è molto inferiore rispetto a quella di altre città metropolitane. Non dobbiamo parlare di emergenze confondendo i fatti con i fenomeni. La movida è un fenomeno e va quindi affrontato attraverso un controllo puntuale del territorio. La sparatoria è un fatto che potrebbe essere accaduto in qualunque altra parte della città, che non ha una correlazione immediata e diretta con la movida, e si sta facendo di tutto, e sono certo che ciò avverrà, per identificare i responsabili e sanzionarli, punirli adeguatamente. È una notizia dell'ultima ora: è morta in ospedale Francesca Chiavetta, la donna di 80 anni aggredita ieri da un uomo di 40 anni a Capofelice di Roccella nel Palermitano. Per futili motivi l'uomo era in una cura psichiatrica da 20 anni, si è scagliato contro alcune persone, 4 donne sono state ferite, una di loro, la più anziana, addirittura era in coma ed è morta all'ospedale Giglio di Cefalù, dove era ricoverata. Adesso a Catania scontri fra tifosi ieri sera prima del match fra Catania e Pescara. 2 ultracatanesi sono stati arrestati, il Comune e AMTS hanno annunciato che si costituiranno parte civile nell'eventuale processo a carico degli autori. Marco Carli. Vittoria del Catania e sconfitta per un gruppo di facinorosi che ha dato vita ad alcuni scontri fra le opposte tifoserie prima del match fra Rossazzurri e Pescara. Alla fine 2 persone sono state arrestate in flagranza di reato. Si tratta di 2 ultra della Curva Nord. I fatti si sono svolti vicino a Viala, a poca distanza dallo stadio Massimino. Una decina di ultra rossazzurri ha atteso il passaggio del bus dei supporter pescaresi e i 2 gruppi sono venuti a contatto, dando vita a momenti di tensione con lancio di fumogeni e bombe carta. Immediato l'intervento della Digos e degli agenti della polizia che hanno separato le 2 tifoserie. Alcuni degli agenti però sono stati colpiti e hanno riportato delle ferite. Queste le immagini del pullman della MTS assaltato con evidenti danneggiamenti alla carrozzeria, alle vetrate, ma anche all'interno. Lo stesso pullman che poi ha completato la sua corsa portando i pescaresi allo stadio, dove sono entrati a primo tempo già abbondantemente iniziato.
E adesso cambiamo ancora argomento, si avvicina il Natale anche per le popolazioni dell'Ucraina, dove la guerra non si è mai fermata. Per mantenere alta l'attenzione su una emergenza umanitaria che coinvolge milioni di famiglie e soprattutto tanti bambini, il Kiwanis Club con la collaborazione del Comune di Catania hanno organizzato una iniziativa di solidarietà all'insegna della pace. Ce ne parla Eva Spampinato. Di bambini che intona canti di Natale. Può sembrare la più classica delle rappresentazioni delle festività, ma se si pensa che ad ascoltarli dal vivo, oltre che un'aula comunale gremita di gente, c'erano anche dei loro coetanei in collegamento dall'Ucraina, il brano inglese Principe della pace assume tutto un altro contenuto. Parole di pace e fratellanza che partono da Catania e arrivano in Ucraina grazie al Kiwanis Club di Catania Est e di Oradea, che svolge attività di assistenza ai bambini profughi e delle scuole ucraine in guerra vicine al confine con la Romania, per far sentire loro che la solidarietà tra popoli esiste. Il Kiwanis ha realizzato sin dal momento dello scoppio della guerra un programma di assistenza a distanza con raccolta fondi del nostro Children's Fund, che ha raccolto fondi in tutta Europa per poter permettere di far arrivare degli aiuti direttamente alla popolazione ucraina attraverso i nostri club in Romania, che sono vicini al border, al confine ucraino. Il progetto, promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Catania e dal Kiwanis, ha coinvolto gli alunni degli istituti comprensivi Calvino di Catania e Rodari Nosengo di Gravina di Catania. Hanno fatto un concorso interno alle due scuole catanesi, sono stati selezionati 2 disegni che verranno spediti unitamente a tutte le letterine di auguri. Poste Italiane ha effettuato l'annullo filatelico dedicato all'evento. Molto bella questa iniziativa. Bagno di folla invece a Siracusa per la festa di Santa Lucia. Da Ortigia alla Borgata, strade prese d'assalto da decine di migliaia di devoti, non solo siracusani, tutti uniti per festeggiare e celebrare la Santa Patrona. L'arcivescovo Lomanto ha detto che usa la violenza, commette violenza verso Dio. Francesco Aloi. Le campane suonano a festa, Piazza Duomo è stracolma di devoti. Sono tutti qui per Santa Lucia. Dal balcone l'omelia dell'arcivescovo che tocca anche la piaga della violenza. In ogni donna umiliata e aggredita viene offesa la dignità di ciascuno di noi. La devozione, ma anche la bella serata hanno portato in strada decine e decine di migliaia di devoti. La sento molto forte questa devozione. 40 anni che faccio io la processione. Grazie ricevuta. Mi ha fatto 2 grazie ricevute. I tempi della processione li dette il campanellaio, scelto tra i membri dell'associazione Santa Lucia tra i falegnami. Siamo in Corso Umberto e c'è davvero un bagno di folla. Viva Santa Lucia! Anche i bambini urlano Viva Santa Lucia. I bambini sono una ventina. E loro ogni anno vogliono fare sempre la processione. Questo è uno dei balconi che molti in questo giorno invidiano. Sì, effettivamente è un dono. Tanti i turisti a Siracusa per Lucia. Lui arriva dagli Stati Uniti. Anche a Siracusa di New York c'è una grande chiesa di Santa Lucia. Dal Duomo alla Borgata è un fiume di gente. Qui Santa Lucia resterà per una settimana, poi la processione dell'8ª. E da Siracusa ad Agrigento, dove nella Valle dei Templi è stato inaugurato il giardino sensoriale, un percorso di odori, gusti e suoni con uccelli della fauna locale, all'insegna dell'accessibilità e dell'inclusività. Ce lo racconta Davide Sardo. Coinvolge tutti e 5 sensi, vista, olfatto, tatto, gusto e udito. Il percorso esperienziale nato all'interno del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, un giardino sensoriale caratterizzato dalla presenza di piante tipiche della flora mediterranea, acque e uccelli della fauna locale, per un'esperienza fatta di suoni, profumi e consistenze fruibili da tutti. Questo progetto rientra fra i progetti che sono stati finanziati con la legge 77/2006, che è una legge che lo Stato italiano ha promulgato per sostenere una serie di attività di valorizzazione e di gestione dei siti UNESCO. Il giardino sorge in un'area di 2000 metri quadrati, situata nello spazio antistante la Casa Pace, di fronte al Tempio della Concordia, con accesso dalla Via Sacra. Il progetto del giardino sensoriale è questo
questa stessa area è solamente il punto di arrivo di un progetto più grande che ha coinvolto numerose scuole, tra cui l'Istituto Karol Wojtyła di Catania, l'ODA, l'Opera Diocesana di Assistenza, con dei ragazzi e delle persone, anche degli adulti che avevano delle difficoltà cognitive importanti. Il giardino è stato concepito come una sorta di percorso immersivo, in cui è possibile toccare le piante e gli alberi presenti al suo interno e degustarne i frutti che cresceranno, per una serie di percorsi logico-funzionali mirati al coinvolgimento di ogni visitatore all'insegna dell'accessibilità, dell'inclusività e dell'abbattimento delle barriere cognitive e fisiche. Fino al 31 marzo al Museo regionale Francesco Messina Salvatore Incorpora di Lingua Glossa la mostra Dolore e meraviglia di Pietro Guccione, artista contemporaneo definito leopardiano per la malinconia dei suoi paesaggi. Simona Mazzone. La commossa percezione della bellezza del creato e del dolore quando questa è violata dall'uomo con le sue azioni nella pittura di Piero Guccione in una mostra allestita al Museo regionale Francesco Messina Salvatore Incorpora di Lingua Glossa, visitabile tutti i giorni fino al 31 marzo, arricchita da scatti e scritti dedicati all'artista. Si chiama Dolore e meraviglia da una citazione di Aristotele cui si era ispirato il pittore in vita. Sono 24 le opere esposte tra oli, tecniche miste e pastelli realizzate dal maestro di Scicli tra il 1975 e il 2008, come racconta la commossa figlia Paola. È una mostra che racchiude 26 opere, sono paesaggi sia di mare che di campagna modicana, dove si rappresenta al meglio, penso, tutta la poetica di papà, e quindi sono molto, molto felice e mi sono veramente commossa alla vista di queste opere. Piero Guccione, definito il più leopardiano tra gli artisti del Novecento proprio a causa di quel senso di solitudine e di infinito, ma nel contempo di meraviglia e speranza che evocano le sue opere. Paesaggi suggestivi, misteriose albe sulla spiaggia e l'Etna a montagna, che il maestro rievoca in un pastello su carta con il suo cucuzzolo innevato. Lingua Glossa è stato la scelta migliore per un momento di lancio per la Sicilia di una figura di un artista come Piero Guccione. La mostra è stata realizzata grazie ad un progetto della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Catania, finanziato dall'Assessorato regionale dei Beni Culturali e realizzato in collaborazione con l'Archivio Piero Guccione e con il Comune di Lingua Glossa. Adesso ci fermiamo, piccola pausa, poi vi faremo vedere le immagini della vittoria del Catania in Coppa Italia. Ancora ben trovati, nella seconda parte del nostro TG Sicilia parliamo di calcio. Il Catania vince contro il Pescara e accede alle semifinali di Coppa Italia, un trofeo da inseguire che può essere anche una scorciatoia per i play-off. Ottimo secondo tempo dalla squadra di Lucarelli che ha segnato con Castellini e Zammarini. Marco Carli. Davanti a Pelligra il Catania si rifà dopo la sconfitta del derby. Dal secondo tempo senza anima di Messina a quello di cuore e qualità col Pescara in Coppa nonostante le assenze soprattutto davanti. Ora troverà in semifinale una fra Lucchese, Padova o Rimini. La prossima settimana il sorteggio. Chi vincerà andrà direttamente alla fase nazionale dei playoff. Avevamo necessità di riconfermarci come ci siamo riconfermati in 4 partite e mezzo, cioè quelle fino al primo tempo di Messina, e oggi abbiamo ripreso il cammino. Il Pescara in avvio si fa preferire, giunge al tiro con Accornero, conclusione dal limite di destro e palla sulla traversa. I rossazzurri crescono a fine primo tempo e come detto cambiano completamente marcia nella ripresa. Guaini imbecca bene Chiarella che si presenta tu per tu con Plizzari e manda la sfera sul palo. Sulla ribattuta ci prova Chiricò, ma è bravo il portiere. È il prologo del gol, angolo di Chiricò e poi 3 colpi di testa consecutivi, prima Rapisarda, poi Lorenzini e infine la conclusione vincente di Castellini. Nel finale, con gli abruzzesi in 10 per l'infortunio di Pellacani a cambi già esauriti, ecco il raddoppio di Zammarini dopo una bella giocata di Zanellato. Pelligra a fine partita è contento e già parla di futuro e di mercato. Noi questi 3-4 mesi è stato un po' difficile perché la Serie C è difficile, ma però come a Catania noi stiamo facendo questi cambi e diventare più forti. Questi giorni, mentre che sono qua, facciamo le decisioni per quello da fare.
Vedrà anche la partita col Sorrento. Sì, grazie. Ciao. Chiarissimo, Pelligra. Allora, chiudiamo il nostro telegiornale con questa notizia che riguarda il Catania. L'appuntamento ovviamente rinnovato domani con l'informazione su Antenna Sicilia a partire dalla mattina con Buongiorno Sicilia. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata a tutti.